Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ciao, 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 ciao. Onorevole Savino, oggi praticamente si riparte, no? Dopo il periodo che è stato Forza Italia con Silvio Berlusconi, dunque si chiude un capitolo, si chiude un ciclo, ma quello che conta è che Forza Italia è più viva che mai, no? Sì, per dire la verità, più che di ripartenza direi una continuità. Noi non ci siamo mai dissolti, siamo sempre rimasti sulla trincea, abbiamo sempre lottato e combattuto per quello che ritenevamo giusto. Il Presidente così ci ha insegnato e noi andiamo esattamente nella direzione che lui ci ha fatto vedere, ci ha fatto conoscere. Ecco, che Forza Italia sarà sia a livello di governo regionale che a livello di governo nazionale? Ma Forza Italia è quella forza in grado di tenere in equilibrio anche gli alleati di centrodestra, quindi è una forza governativa, una forza che ha grandissima esperienza ed è una forza che appunto sta nel centro e cerca in maniera equidistante di reggere, diciamo, il centrodestra. Proprio in un momento in cui le forze politiche, un po' diciamo la sensazione è che o estrema sinistra o estrema destra, in questo momento un centro forte serve come, no? Sì, un centro serve, un centro è proprio quell'elemento di equilibrio, quindi per movimenti che possono andare un po' verso l'estrema destra, verso l'estrema sinistra, il centro è quell'elemento di garanzia per tutti i cittadini. Insomma, secondo lei Berlusconi da lassù cosa starà pensando, visto che lei l'ho conosciuto bene? Lavora, anche lì lui lavorerà come un matto, come ha sempre fatto dalla mattina alla sera. Assessore Riccardi, quest'oggi si riparte, insomma, dopo il capitolo Berlusconi si riparte perché comunque Forza Italia è viva e presente e il suo battito politico ha una certa importanza all'interno della coalizione di centrodestra, no? Il capitolo di Berlusconi non finisce la lezione, il testamento politico di Berlusconi è passato, è presente e il futuro di questo paese, perché ci colloca nel popolarismo europeo. È evidente che la questione occidentale è all'ordine del giorno anche per quello che sta accadendo. Quindi questo è un partito che ha una classe dirigente, ha una cultura politica, ha una collocazione in uno spazio ben definito. È chiaro che oggi è chiamato alla prova di riuscire strategicamente all'interno di questa alleanza ad esprimere questo pensiero senza Berlusconi. Quindi questa è la sfida. Certo. Possiamo dire che in questo momento c'è voglia di centro, no? Di area moderata, perché un po' il bipolarismo si è un po' spostato agli estremi, no? Questo è un paese che ormai vive molto sul bipolarismo, insomma, c'è una spinta molto ai lati del pensiero della società. Questo esprime anche tensioni, quindi è evidente che la collocazione più centrale è determinante per riuscire a tenere un equilibrio e comporre le diverse posizioni. Questa è l'arte della politica ed è l'arte di una classe dirigente che ha una cultura di governo e l'esperienza per poter fare questo lavoro. L'indicazione che è emersa stasera è chiara, sabato c'è un solo nome, Tajani. Non c'è dubbio che l'erede naturale sia Antonio Tajani, per la sua storia, per la sua posizione politica, per la sua tradizione, per i ruoli che ha assunto e per le partite che ha giocato. Noi ci riconosciamo tutti in Antonio Tajani e siamo sicuri che lui saprà fare quello che serve a questo partito perché possa continuare ad esprimere quella posizione, questo pensiero che è radicato nella società occidentale. Senta, per concludere invece, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, che area tira all'interno della maggioranza? La maggioranza è chiara, ha vinto con un grande risultato, ha un presidente riconosciuto, con dei rapporti di forza che sono chiari, ma come ho detto non dobbiamo farci prendere dalla sindrome dei numeri, perché i numeri hanno bisogno anche del pensiero e ognuno di noi è in grado di portare il proprio contributo. Noi lo faremo lealmente anche con gli alleati
esprimendo le nostre posizioni quando ci sono delle diversità da esprimere, forti delle nostre ragioni, ma leali a questa coalizione che ha vinto le elezioni e si riconosce in un presidente che è Massimiliano Alfonso. Grazie e buon lavoro. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti